quando era giovane. Eccoci qua, eccoci che siamo rientrati e come vedete continuiamo a discutere. Benvenuto, stavamo parlando di Napolitano, del premio dello scorso anno ricevuto proprio per Spinelli. Stavo appena dicendo che Napolitano era stalinista e quindi anticomunista da giovane e ha continuato sulla stessa strada, tant'è vero che è stato quello che ha imposto, determinato, voluto sostanzialmente l'intervento militare in Libia a fianco della Francia, che poi il governo Berlusconi ha portato. Certo, anche quello. Ma ho detto, Benvenuto un attimo, dai, facciamo parlare. La classe politica in questa fase fa audience. Ora io insomma faccio sommessamente anch'io pezzi, non sono classe, faccio pezzi di politica, però ritengo che sia non solo sbagliata e ingenerosa, ma proprio fuori dal mondo. Il problema del nostro paese non è la classe politica, o meglio, non è la incapacità della classe politica. La classe politica fa delle scelte. Quando questo paese decide che tutto viene affidato al mercato, è una scelta di natura politica. Faccio un esempio. Nel nostro paese si era deciso ai tempi della Costituzione che tutto poteva essere ovviamente mercato, meno una condizione, il lavoro. E cioè l'incrocio domanda e offerta non poteva rappresentare il nostro mercato elemento di lucro. È così, giusto? Non può rappresentare, perché va bene le ciabatte, va bene il pane, va bene le arance, ma il lavoro non c'è lucro. Possiamo dire che oggi nella domanda e offerta di lavoro c'è lucro? O no? Sì? Perché una persona normale che cerca lavoro non va all'ufficio di collocamento. Una persona mediamente va in un'agenzia interinale. Dunque noi, in maniera molto tranquilla, quasi senza accorgersi, siamo passati da una contraddizione profonda. Questo non è un'incapacità, è una capacità della classe politica, certo, di una scelta politica. Quando prima il professore Finisco sostiene l'idea della Germania, la Germania, indipendentemente dai governi, che potevano essere socialdemocratici o conservatori come la Merkel, l'idea di avere una politica industriale, che non significa finanziare a pioggia gli imprenditori, ma avere un'idea di come si sviluppa la propria economia e aiutarla attraverso la formazione, la scuola, processi industriali. Questi paesi l'hanno sempre avuta, noi no. Ma anche qua non è un'incapacità, e non pensiamo che sia un'incapacità. Costruire capannoni dappertutto fino a coprire qualsiasi, non è incapacità, è proprio una scelta coniugata dalla politica e da un'idea imprenditoriale che pensava che la politica dovesse servire a questo. Cioè noi siamo in questa crisi, non perché i cinesi fanno le cose che facevamo noi. Per fortuna che qualche altro paese lo fa. In Germania ci siamo mai domandati perché alcune produzioni non le fanno? Perché sono più stupidi di noi. In Germania non le fanno da decenni quelle produzioni, perché hanno pensato che nella suddivisione internazionale del lavoro il prodotto povero dovesse andare da un'altra parte e mi tengo il lavoro ricco. Certo, Castagna. Porto in Slovenia le antenne, ma la centrale del processo la tengo io, non la porto in Slovenia. Noi invece bellamente abbiamo perso produzioni perché non abbiamo investito. Politica e impresa. Certo, vediamo, adesso arriviamo, Castagna, adesso arriviamo, vediamo la ricerca buon momento, dai. Ma la ricerca, ma siamo il paese che investe meno di tutti in Europa in ricerca, ma non sta scherzando. Ma produzione di pannelli fotovoltaici, non solo la ma quando eravamo all'avanguardia, quando c'erano i sovvenzionamenti, quando c'erano i sovvenzionamenti finiti quelli non siamo più all'avanguardia. Ma sta scherzando, io non sto parlando della capacità di produrre alta tecnologia. Alta tecnologia che oggi noi compriamo dalla Cina e non perché nel momento in cui il governo Berlusconi, ministro Romani, ha deciso che non c'erano più le risorse, alcune, non tutte aziende, perché alcune aziende fotovoltaiche sono ancora, perché avevano un capitale proprio, hanno investito appunto alla ricerca. Castagna, lasciati interrompere. Allora rivediamo Indrizzi. Allora rivediamo intanto il sondaggio, restiamo con l'euro e torniamo alla lira perché ci sarà ancora un quarto d'ora per votare. Comunque l'andamento non è cambiato di molto, le percentuali si sono comunque, abbiamo un 75% per il ritorno alla lira e un 25% per restare nell'euro. Quindi Castagna, per lei bisogna rimanere nell'euro, assolutamente. Io penso sì che non sia in discussione la questione della moneta, certo
vanno modificate molte cose, compreso il fatto anche chi decide. Chi decide. Io pensavo che quando leggevo un parlamentare europeo, altri partiti per la verità non... però che in quel luogo ci fosse un luogo in cui i popoli riconoscevano dei mandatari a definire una politica. Non avviene. A Strasburgo eleggono, adesso con tutto rispetto, cose molto marginali, qualche direttiva, ma le scelte vere dell'Europa vengono in tre: Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e Commissario. Allora io volevo farvi sentire anche quello che ha detto il Presidente Mattarella alle celebrazioni, benvenuto per piacere, alle celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma. Sentiamo che cosa ha detto, ha lanciato comunque un monito alla comunità. Ascoltiamo. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno. Senza la prospettiva di passi in avanti crescenti, che sono stati il lievito della costruzione europea, rischiamo una paralisi fatale, perché è impossibile da sostenere. Le linee guida della dichiarazione sono, d'altronde, manifeste: un'Europa sicura e che proietti stabilità nel suo vicinato, che sia prospera al suo interno e segua percorsi sostenibili di crescita, che sviluppi il suo modello sociale attraverso la strenua difesa dei diritti di ciascuno, che sia autorevole portatrice di pace e protagonista sul piano internazionale. Se vogliamo l'unione che i cittadini ci chiedono con insistenza in questa direzione, dobbiamo concludere con sincerità che l'attuale architettura europea andrà ripensata. E allora, il Presidente della Repubblica insomma, lancia un monito, dice qui o facciamo qualcosa o rischiamo la paralisi. Allora, sono solo parole? Sono solo parole, c'era una canzone ma in questo caso ci sta tutto, sono solo parole. Da anni diciamo che questa Europa va cambiata, che i trattati possono e devono essere modificati, quindi che adesso Mattarella ci dica che bisogna fare qualcosa, che bisogna cambiare, come al Parlamento europeo qualcuno dice che bisogna cambiare direzione. Ma non cambia nulla. Ma io non mi fido, cioè, veramente non sta cambiando nulla, anzi si sta andando nella direzione opposta. Io vedo un'Europa che non sa difendere i propri prodotti. Guardi, giustamente è vero che l'Italia deve ripensare a cosa e come produrre, perché certi prodotti conviene importarli dall'estero, però c'è un settore che è quello dell'agroalimentare dove siamo i primi. Certo. L'agroalimentare italiano è esportato in tutto il mondo ed è richiesto in tutto il mondo. Non lo sappiamo difendere, non lo vogliamo difendere. Le grandi aziende italiane industriali non lo vogliono difendere, purtroppo. Quindi sapete quanto vale il falso made in? 60 miliardi l'anno. Quelli sono soldi buttati via. Ne esportiamo 30 miliardi, il falso made in vale il doppio. Quindi dovremo lavorare in questa direzione e su questa direzione l'Italia, tanto meno l'Europa, non vuole fare nulla. Finché non ripensiamo a tutto questo credo che non ci sia futuro. E dopo consentitemi una battuta su Napolitano. Cioè, mi avete rovinato la serata, grazie, perché vedere anche stasera Napolitano proprio non ci voleva. Ma premiare un personaggio così... commosso, adesso neanche sì, ma guarda, mi ha veramente... ho pensato ai tanti italiani che hanno pianto per colpa sua, pianto veramente. Cioè, premiare una persona così, che io considero un traditore, quello che veramente ha fatto affari, ma non per gli italiani, ma per determinate categorie con la Merkel e con l'Europa. Purtroppo in Europa a comandare non sono i parlamentari europei, che sono gli unici eletti, perché io sono stata eletta, tra l'altro con le preferenze in Italia, ma è la Commissione che è comandata dalla BCE, dai poteri forti. Purtroppo è vero che l'Europa è in mano ai burocrati
alla finanza, alle lobby finanziarie. In questo è d'accordo con quello che dicono i Movimento 5 Stelle. No, è piano. Guardate, allora tu hai votato per l'euro, lei ha ammesso, io no. Il Parlamento italiano. Tu hai votato per l'euro, io no, ma noi no. Quindi, esatto, ma io sono onesto, tu stai dicendo che non hai votato, che voi non avete votato il trattato di Maastricht, allora dai, non abbiamo votato. Devo dire che la parola tradimento in politica, compreso il Presidente della Repubblica, ex Presidente della Repubblica, su cui anch'io delle critiche a fare, ma per altre ragioni mi pare un po' eccessiva. No, io lo ripeto, insomma, ha tradito gli italiani, perché insomma se uno non difende gli interessi degli italiani... il Presidente della Repubblica. Beh, non li ha difesi, ha fatto qualcosa? Ha fatto qualcosa? Scusi, lei sa quali sono i poteri di un Presidente della Repubblica? Quali sono i poteri? Certo che lo so, certo che lo so, certo che lo so, ha mandato a casa diciamo due, no, l'elezione di un governo, quello Monti, votato dai deputati di una Camera, non è che l'ha imposta, l'ha messo la corona in testa, è stato votato. Abbiamo perso 5 anni. Siamo nella Repubblica parlamentare in cui il Presidente della Repubblica indica chi è il Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio viene votato dalla Camera. Certo che non è che siamo di fronte a un tradimento, siamo di fronte a un atto parlamentare. No, lo dico soltanto perché io ho delle critiche da fare al Napolitano, però io so che dal 2008 scusatemi, i 40 saggi che si è preso il signor Napolitano per fare questa specie di colpo di Stato, che è stato poi visto come è venuto fuori. Sulle riforme costituzionali? Su tutto, perché l'unico punto debole che ha il Presidente della Repubblica è che siamo di fronte al fatto che il Presidente della Repubblica nomina chi è il candidato Presidente del Consiglio. E c'era Letta. C'è un Parlamento che vota, alza la mano, bassa la mano. Adesso francamente pensare che siamo stati dentro un colpo di Stato, lo dico sinceramente, se nel mio paese capita il colpo di Stato io non sarei qua adesso, sarei molto probabilmente con le mie scarpette, non da ginnastica ma quelle in montagna. Il problema è che quando si alimentano queste parole, non pensi al colpo di Stato sudamericano, poi avvertiamo qualche telefonata di gente un po'... Non pensi al colpo di Stato sudamericano, noi siamo molto più abili. No, abbiamo fatto i colpi di Stato senza usare i militari, naturalmente. Quindi abbiamo visto che è stato fatto saltare un governo Berlusconi per una lettera che non ho ancora letto, perché tutti hanno detto che c'era sta lettera, non l'ho ancora letto. È stata preparata lo spread è stato preparato un anno prima dai tedeschi e dietro ci sono andate le banche italiane, dice perché se c'è da guadagnare. Dov'è che si guadagna? Io posso guadagnare solo da quello che ha denaro. Quello che ha denaro. Io non vado a prendere i soldi da un poveretto che domanda la carità, perché non ce l'ha. Vado in banca e li prendo là. Difatti, la banca, le popolari, a che punto sono? Diceva prima che stanno vendendo l'aeroporto di Venezia, siamo di fronte a operazioni politiche contestabili, stanno vendendo l'aeroporto di Venezia, ripeto, stanno votato dai italiani, stanno svendendo l'aeroporto di Venezia perché i soci dell'aeroporto hanno perduto denaro nelle popolari e quindi dicono ma in questo paese non ce ne frega più un tubo di stare, me ne vado via, porto a casa quello che riesco a portare a casa perché non c'è futuro. Allora se un imprenditore non trova il futuro in questo paese, chiaramente non possiamo dire ma gli operai non hanno lavoro e gli studenti non hanno lavoro, devono andare a giocare a calcetto. È vero? Probabilmente giocando a calcetto hanno più business a disposizione che non andare a girare con pezzo di... Scusi, i 3 aeroporti veneti sono infrastrutture non indifferenti e tutti e 3 gli scali hanno avuto un significativo aumento dei volumi di traffico. Alla Grecia viene penso di vendere il porto del Pireo. Sono un bel boccone, il 10% un anno, ma non volevo dire questo. Appunto, no, ma allora, un bel boccone il problema, io mi rifaccio sempre ai pezzi di storia perché siccome
Giambattista Vico aveva capito una cosa, che la storia si ripete, quindi vado sempre in cerca dove si ripete. Allora, alla fine della seconda guerra mondiale, quando l'Italia si è arresa agli alleati, la Germania era già organizzata per l'invasione dell'Italia. Giusto? Difatti sapevano dove passare, dove mettere i punti strategici, come riuscivano a tenere in mano il territorio. Hanno avuto anche delle significative complicità, eravamo alleati. Mi scusi, c'era questo piccolo particolare che eravamo sì, ho capito, ma scusate, se interrompete, siccome il discorso non finisce qua, non si riesce a capire dove andiamo a finire. Allora, perché? Perché erano già organizzati per questo, avevano già calcolato nella strategia che poteva succedere questo fatto ed erano già organizzati. Noi non avevamo una strategia per invadere la Germania. È una cosa sorprendente, ma non ce l'avevamo. Allora torniamo oggi. La Germania oggi mi scusi, abbia pazienza, perché introduce degli argomenti che non c'entrano niente con quello che sto dicendo. Prego. Dopodiché, se sbaglio, lei mi corregge, perché può darsi che dica delle cose. Allora, oggi la Germania è organizzata per uscire dall'euro. Noi no. Questo è il problema. Perché questo scontro politico, che mi sembra la guerra dei Roses, ricordate il vecchio film, no? Dove il marito e moglie continuano a litigare e alla fine si ammazzano, no? E non va da nessuna parte. Io vorrei discutere su problemi concreti. Si fa così, abbiamo un'organizzazione, vogliamo uscire dall'euro, bene, diciamo come vogliamo, oppure c'è una strategia. Chiaramente io non posso dire a tutti quello che penso o quello che sto organizzando, perché sennò mi faccio male da solo. Ma quello che è importante è che questa nazione sia organizzata, è questo che mi fa paura. Perché se siamo riusciti a concepire il Mose, se siamo riusciti a concepire degli ospedali che non stanno in piedi, non riusciamo a risolvere l'ospedale di Padova perché tutti ci hanno provato, alla fine tutti ci hanno rimesso le penne. Ma non è possibile che una nazione, che un paese, che una regione, che una provincia proceda in questa maniera. A me piacciono le discussioni, però si metto su un tavolo, alla fine, finito il discorso, qualcosa deve venire fuori di positivo, non può essere sempre colpa mia, colpa tua. Ecco, allora, così come fa la Germania, che si organizza il futuro e lo organizza in maniera millimetrica, la stessa cosa deve fare l'Italia, e non vendere le aziende. Stiamo svendendo le aziende. La Germania non vuole svendere le aziende. Perché non c'è la difesa europea sull'agricoltura? Perché alla Germania non gliene frega niente. Deve difendere l'industria. Ma noi, giustamente, come è detto stasera, non siamo in grado di difendere la nostra agricoltura, e quindi bisogna che tutti i partiti, indipendentemente siamo contrari per questioni di principi ideologici, l'ideologia e i principi si prendono e si buttano via, perché non si fa azienda in questa maniera, si produce, e soprattutto la politica deve fare alcune cose fondamentali, perché gli investimenti della politica devono essere a lunga scadenza. La scuola, abbiamo una scuola che non insegna nulla. Quando escono dalla scuola, poveretti, dopo aver sudato... Ci sono le statistiche dell'Ocse ieri mattina. No, ma adesso io, per carità, lei dica quello che vuole, però lei permetterà che forse, non dico non essere d'accordo, confutare questa sua tesi. L'Ocse stamattina, la scuola italiana viene premiata come tra le prime al mondo. L'Ocse. Perfetto. No, adesso non... uno studio... E allora evidentemente questi fanciulli... No, ma io mi dispiace interrompere, professore, perché deve rivedere qualche... Guardi, però, è l'esperienza diretta di tanti giovani italiani che vanno all'estero, che vengono... Sapete qual è il problema della scuola italiana? Allora, quando abbiamo l'identità all'università abbiamo 3.000 iscritti a lettere. Ditemi dove andiamo a finire. Infatti, allora bisogna contingentare determinate
zone, perché sennò uno va là, si illude, e quando insegnavo dicevo ai miei colleghi: ma questi allievi che si iscrivono bisogna spiegare che quando escono il 10% potrà andare a lavorare con questo corso fatto in questa maniera, dove non imparano nulla. E naturalmente questo era un grosso discorso, perché l'importante è: io sono insegnante, insegno, quindi poi quello che faranno. La scuola, all'università adesso hanno fatto proprio una riunione, non più tardi di una settimana, giustamente, dove dicono: bisogna collegare l'università al mondo del lavoro, cioè che l'università prepari, sia una premessa per l'inserimento del mondo del lavoro. Questo è importante, perché capisco che gli ingegneri escano e siano meritevoli, che ci siano dei medici che sono meritevoli, ma però abbiamo una serie di ordini di studi che sono assolutamente inutili o non adeguati a quella che è richiesta del mercato. Giuseppe Verdi, adesso dico una cosa io, Giuseppe Verdi, qual è il titolo di studio questo, dove c'è un patrimonio culturale, artistico, il patrimonio culturale, basta questo patrimonio culturale, è una parola che non ha senso. No, sono migliaia e migliaia di posti di lavoro. Cioè non ha senso, ne sono migliaia e migliaia di posti di lavoro. Questo è, se questo paese avesse la capacità di valorizzarlo, vale uguale lo stesso discorso per i prodotti dell'agroalimentare. È la stessa logica, perché nascono sullo stesso terreno, nascono sulla stessa cultura, nascono, guardi, senta che parola uso io, tradizione, che è una parola che capisce? Ecco, questa è. E io penso che una delle cose che questo misconoscimento, ad esempio, del valore della scuola pubblica italiana, non so, può darsi che adesso con le riforme che sono state fatte ultimamente avremo un qualche decadimento, ma il valore riconosciuto della scuola pubblica italiana, dalla elementari fino all'università, cioè è un fatto noto, e ogni tanto sentire questi discorsi, cioè non è vero, l'Ocse non è, se noi avessimo avuto invece che questo, come dire, valore premiale agli ultimi posti, avremmo sentito suonare tutte le trombe, siccome si dice che invece questo è, magari un punto in meno, un punto in più, non lo so. E allora si deve valorizzare. Sentiamo a chiamare Giuseppe Verdi, quale facoltà fosse uscito, no? Vivaldi, Michelangelo. Ma come dire che studiare greco latino non serve a niente, capito? Perché se non vale che allora è chiaro che c'è un legame, è chiaro che c'è un legame tra l'attività scolastica formativa. Se vi rispettate, non vi interrompete, riuscite a parlare tutti. Qua sono argomenti troppo passionali. Nell'ordine. Sulla scuola, che stia passando un momento di difficoltà, la scuola è evidente, abbiamo visto a settembre, ottobre, novembre quanti professori mancavano, oppure venivano un giorno e poi tornavano al sud, insomma sappiamo. Ma c'è un altro problema che non va sottovalutato: le prescrizioni per l'anno prossimo sono diminuite del 30% nelle scuole professionali. Io ho parlato con qualche direttore che hanno la lista d'attesa delle aziende che chiedono operai specializzati e non li abbiamo. Quindi o adeguiamo le fabbriche e le industrie o adeguiamo la scuola, perché altrimenti veramente andiamo contro. O spieghiamo ai ragazzi dove andare. Quindi non credo che possiamo dire siamo felici. Vede che c'è un piccolo problema: voi siete contro i nuovi ingressi, invece in Germania pensano che hanno bisogno di 1 milione di lavoratori skilled, formati professionalmente. Guarda, e questi sono qua, il vostro leader è là che pensa ogni giorno contro l'immigrazione. Noi questi 30%, questo è un altro discorso ancora. Abbiamo 170.000 giovani che anche l'anno scorso sono andati via dall'Italia. Ma sono andati via perché non vogliono fare gli operai di fabbrica, perché preferiscono andare a fare i camerieri a Londra, imparare l'inglese e conoscere il mondo, che fare gli operai in una casa in mano via nella riviera. Tu vuoi che questi ragazzi vadano via perché abbiamo gli immigrati? Io dico che forse bisogna ripensare il nostro sistema per tenere i nostri ragazzi.
non lasciate andare via. Io dico una cosa, che la libertà di movimento fa bene ai nostri ragazzi e fa bene al nostro paese. Beh, basta che non arrivano 200.000 clandestini come sono arrivati nel 2006. Sentiamo anche Endrizzi e Castagna. Sentiamo anche Endrizzi e Castagna, dai. Io ho qui un articolo di settembre 2016, il rapporto OCSE sulla scuola 2016, e dice che la situazione della scuola italiana è allarmante. Non so se nel giro di pochi mesi hanno già cambiato idea, io non credo. È allarmante perché siamo al fanalino di coda per investimenti. Abbiamo il 4% di spesa in istruzione quando la media OCSE è del 5,2%. E tutti mi dicono che quando le cose vanno male e c'è crisi bisogna investire sul futuro, perché la crisi è... Io l'ho studiato il greco, è il momento della scelta. E nel momento della scelta c'è chi fa la scelta giusta e guarda avanti e pensa al futuro che sta arrivando e lo previene, lo diceva proprio lei. E c'è chi invece continua con le solite ricette fallimentari. La questione, come dicevo prima, sui pannelli solari. È vero che prima c'erano incentivi di Stato, ma gli incentivi di Stato sono stati tolti in maniera improvvisa, facendo fallire aziende dall'oggi al domani. Non solo, si continuano a finanziare le fonti fossili. Allora dov'è la lungimiranza nel paese del sole? Che la Germania, io non sto dicendo il paese del sole è il sud d'Italia, perché la Germania ha più fotovoltaico di noi. Allora, queste sono le scelte grandi. Investire nella scuola, nella formazione, nella ricerca non sono spese, sono soldi che ti rientrano, è come seminare aspettando un raccolto. Questo noi non stiamo facendo, e non lo stiamo facendo perché da un lato c'è miopia politica, dall'altra ci sono enormi vincoli di bilancio che ci stanno strozzando. Allora, da questo punto di vista, io penso che la ricetta sia duplice: cambiare la classe politica, dare più potere di scelta ai cittadini che questi concetti semplici li capiscono e li sanno anche applicare nella realtà che amministrano, come lo fanno tanti imprenditori, piccoli e medi imprenditori, che stanno tenendo la schiena di questa nazione. Anche Castagna, poi abbiamo divento antipatico perché pubblicitario, mi scaldo, l'Ocse definisce non dà un giudizio sulla scuola italiana, da un giudizio sugli studenti italiani, che pur in una condizione così, non sulla scuola, nel senso che non è gli studenti, prima questione, gli insegnanti, certo. Che degli insegnanti dice il rapporto che vanno formati, motivati e rinnovati. Che pure in una condizione in cui gli tagliano le risorse fanno uscire delle persone che possono andare anche a fare i camerieri. A quello che hanno gli altri. Endrizzi, facciamo finire Castagna. No, la questione è questa. Prima il professore, di cui mi scuso ancora per ovvie ragioni, perché l'ho interrotto, definiva le cose che venivano sostenute in qualche misura di ideologia. L'ideologia è quella che ha detto lei. Io non considero una parola brutta ideologia, io non penso che l'ideologia sia una parola brutta, ma ideologia è esattamente quello che è avvenuto, e cioè meno Stato, meno capacità di programmazione dello Stato e più mercato. Non è una cosa che è capitata naturalmente come la nebbia o la neve o il caldo, è stata fatta una scelta. L'ha fatta la classe politica, una parte della classe politica, non è che la classe politica sia tutta indistintamente uguale, giustamente lei mi fa notare che c'è classe politica che va mandata a casa e altri che tentano appunto che questa classe politica assuma il governo, ma siamo dentro anche lì un'ideologia che ha definito anche il processo europeo. Quell'ideologia lì non è un'ideologia nata per caso perché l'incapacità della classe, no, è stata una scelta, quella di determinare che il mercato è l'unico regolatore fino ad arrivare alle condizioni sociali che determina oggi l'euro e la condizione materiale delle persone, fino a toccare le questioni che prima Endrizzi ha toccato sulla scuola. Nella lettera della BCE inviata a Berlusconi, anche lì scritta, c'è scritto tutto quello che poi i governi successivi hanno fatto, compresa anche la riforma della scuola, perché se io voglio avere tutto determinato dal mercato devo rendere più debole il pensiero che appunto avviene in quei luoghi lì, e non ho bisogno che la scuola sia attenta ai processi produttivi, perché non ho bisogno di programmare, ho bisogno che il mercato mi dica cosa mi serve. Quindi cos'è che mi servono? Servono lavoratori domani mattina, 40 soldatori perché non ci sono. Ma questo non è
una programmazione, questa è un'altra cosa. La programmazione è quando io investo nella formazione e consento, appunto, adesso prima l'ho detto in battuta, che uno come Giuseppe Verdi, non mi sono interrogato di quale laurea faceva, quale laurea aveva, però di Giuseppe Verdi, di Machiavelli, di Vivaldi, di cultura ne abbiamo bisogno, ed è un fenomeno che altri paesi sfruttano dal punto di vista produttivo la cultura, mentre noi, qualche ministro ci ha detto che con la cultura non si mangia. Quindi è evidente che c'è una incapacità dei governi, non della classe, dei governi eletti nel Parlamento a definire appunto queste questioni qui. Dobbiamo andare in pubblicità, l'ultimo break, dopo. Prima di andare in pubblicità però giustamente la regia ci ricorda il sondaggio che è stato chiuso, questa indagine conoscitiva, il 75,4% di chi ha voluto esprimere il proprio giudizio ha scelto di tornare alla lira, il 24,6% si è detto favorevole nel restare con l'euro. Andiamo a pubblicità, torniamo subito, poi abbiamo l'ultimo pezzo di trasmissione, tra poco.